Maybe I don't know name there. We were here in the San Marco. We took a gondol tour for 30 minutes and we see the Grand Canal. Now we are going for some shopping. We went to the Rialto Bridge, we did a gondola ride today. Siamo passati per i posti turistici di Venezia, poi la vera Venezia bisognerebbe viverci per vederla. C'è tanto da vedere. Faire des expositions, la biennale, des concerts, un peu de jazz. Donc on a un projet voilà, de profiter 10 jours en faisant plein de choses, oui. Quindi fare il turista in modo diverso, sì. Parce qu'on n'est pas très là où il y a tous les touristes. Moi là-dessus j'ai regardé plutôt où ils disent quartier un peu plus typique, où il y a moins de monde. Via internet. C'est vraiment à travers Internet qu'on trouve beaucoup d'informations. Siamo entrati in questo internet e abbiamo trovato poi l'indirizzo giusto. Googlea. Find information on the internet, but it's not always available. Sicuramente se su internet cercando Venezia mi appare come attività la Voga alla Veneta posso informarmi facilmente. You have to look for the real Venice. Se le persone vogliono sapere tanto, devono essere qui sul posto, sentire anche. E se c'è poi un avvicinamento personale con le persone è una cosa stupenda. Faire du tourisme intelligent. Voilà. Cercare di rialzare un po' il livello di vivibilità e di turismo al tempo stesso che c'è in questa città. Penso che questo sia un buon metodo per dare qualcosa di più, qualcosa di nuovo a chi cerca la vera Venezia. Si sposa direi in maniera quasi perfetta con un turismo soprattutto sostenibile che tenga conto di quelle che sono state le vere tradizioni di questa città, quindi la voga, la cucina. Il progetto Vivo Venezia mi piace molto perché dà la possibilità invece alle persone di vivere la città in maniera più concreta, più autentica, più quotidiana. On ira voir alors. Viva Venezia. Au revoir. Merci.